Amici sportivi, gli highlights del settore giovanile del Montecchio Maggiore sono gentilmente offerti questa settimana da Berica Carburanti Spa, li trovi a Barbarano Mossano in via Dante 35A. Un grazie anche a Macron Store Vicenza, negozio ubicato a Vicenza in viale Camisano 7072. E un grazie anche a Inox Team con sede a Solaro in via Como 7. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Sul campo sintetico di Trissino si affrontano le formazioni del Montecchio Maggiore allenato da Stefano Cesarano e le Dolomiti Bellunesi. Montecchio Maggiore che si impone 2-0 grazie ai gol di Spadigliero e Muntar Bassit. Continua il testa a testa in classifica tra Montecchio Maggiore e Monte Prodeco con i Castellani a 55 punti e la Monte Prodeco a 53. Ricordiamo che il Montecchio Maggiore deve recuperare ancora una gara. In programma venerdì prossimo al Mercante di Bassano contro la formazione giallorossa. Dopodiché il 23 di marzo ci sarà il big match tra Monte Prodeco contro Montecchio Maggiore. Sul fronte classifica marcatori comanda la graduatoria Borda Esteban del Chions con 15 reti, a 13 reti Muntar Abdul Bassit del Montecchio Maggiore e con 12 reti Matteo Cecchin del Bassano e Andrei Barzaghi Deanu del Campodarsego. Per quanto riguarda le altre statistiche, miglior attacco per il Charlins Muzzane con 51 gol, a seguire 48 gol del Monte Prodeco. Sul fronte delle migliori difese invece abbiamo il Montecchio Maggiore con soli 18 gol subiti, a seguire Campodarsego 20, Monte Prodeco 21. Sul campo comunale di Trissino i ragazzi di Mister Plumitallo affrontano l'Este. In una giornata piovosa i ragazzi di Mister Plumitallo si impongono nettamente 6-0 grazie ai gol di Helmo Air, Soldà, doppietta di Carta e Fermetti. Grazie a questa vittoria il Montecchio Maggiore si mantiene al primo posto a 62 punti, mentre il Caldiero a 61 dopo aver vinto per 3-0 il derby col Villafranca Veronese. Giocate tutte le gare tranne il derby padovano tra Campodarsego e Vigontina San Paolo. Domenica prossima il Montecchio Maggiore farà visita al Malo nel derby tutto vicentino, mentre interessante lo scontro tra Campodarsego e Caldiero, seconda e terza forza del campionato. Per quanto riguarda le statistiche, classifica marcatori, comandano Dario Zaghetto del Campodarsego e Mattia Buttini dell'Adriese con 23 gol, a seguire Pietro Carta del Montecchio Maggiore 22 gol e Joao Soldà con 20 gol. Per quanto riguarda invece i migliori attacchi, prende ancora il largo il Montecchio Maggiore che con 89 gol si conferma primo attacco di tutto il girone, mentre per quanto riguarda i gol subiti il Caldiero è la miglior difesa con 26 gol subiti.
Al comunale di Marano Vicentino, con l'anticipo di sabato 9 marzo, l'Alto Academy regola i ragazzi di Mister Ruaro per 2-0 grazie a un gol per tempo di Saidani. Con questa sconfitta il Montecchio Maggiore rimane fermo a quota 35 in undicesima posizione a più 6 punti sulla zona retrocessione. Per quanto riguarda le prime posizioni, Villafranca che si conferma al primo posto solitario con 63 punti, seguito dall'Este con 56. Per quanto riguarda il prossimo turno, il Montecchio Maggiore ospiterà il San Zeno Verona indietro di 3 punti rispetto alla compagine castellana. Sul campo sportivo San Vito di Cerea, ridotto ad un acquitrinio e ai limiti della praticabilità, i ragazzi di Mister Cosco si impongono 4-1 contro l'Atletico Città di Cerea. I marcatori tripletta di Orefice e quarto gol di Colombara, mentre per l'Atletico Città di Cerea gol della bandiera siglato da Mazzoni. Grazie a questa vittoria il Montecchio Maggiore consolida il quinto posto in classifica, 46 punti, davanti a lui Vigontina San Paolo 47, Caldiero 51, Malo 52, nella prima posizione il Mestrino Rubano con 53 punti. Prossimo turno che vedrà di fronte il Montecchio Maggiore contro l'Alba Borgoroma, penultima in classifica. Classifica marcatori che vede al comando Cristian Lucca dell'Alto Academy e Marco Pagnin con sempre 21 gol della Vigontina San Paolo, mentre per quanto riguarda sul fronte Montecchio Maggiore i migliori marcatori con 10 gol Zoppelletto Leone Pastore Emanuele, 9 gol Lorenzo Orefice, 6 gol Riccardo Segna.